Razziava le aziende della zona artigianale di Torri di Quartesolo e se ne andava il più delle volte con i furgoni a cui poi dava fuoco. 15 colpi messi a segno, 8 quelli che gli sono stati contestati. I carabinieri hanno arrestato Massimo Tecchio, 25 anni di Vicenza, inchiodato dalle sue impronte digitali ritrovate sui furgoni stessi. Camioncini dati alle fiamme sotto un cavalcavia o in aperta campagna, a volte anche solo per semplice diletto. Già in passato si era reso protagonista di alcuni reati con l'utilizzo del fuoco. Le accuse nei suoi confronti sono di concorso in furto aggravato e riciclaggio, colpi messi a segno in 2 mesi, dalla fine di settembre a fine novembre, ad un ritmo di una razzia a settimana, talvolta 2 colpi in 8 giorni. Il ritrovamento inizialmente dei furgoni bruciati aveva fatto temere si fosse di fronte a tutt'altro tipo di reato. Vista, il modus operandi di questa persona, pensavamo che inizialmente si trattasse di estorsione. Poi grazie alla bravura della stazione e della sezione operativa siamo riusciti a trovare il colpevole. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i servizi di osservazione, controllo e pedinamento hanno permesso di capire che si trattava in realtà di furti per lo più mirati. Trafugato materiale per l'edilizia, decespugliatori, ferramenta, generatori, ma anche denaro in contante, tablet e cellulari. Rubate anche 3 auto da una concessionaria ma subito ritrovate dai militari. Un bottino complessivo tra i 40 e i 50 mila euro. Razzie che si sono interrotte a fine novembre quando ormai i carabinieri gli erano col fiato sul collo, avendo ritrovato in suo possesso della refurtiva provento dei furti, fino ad oggi all'arresto. Adesso è caccia ai complici.